così. Comunque sono stati anni splendidi, ho vinto 3 volte la classifica canonieri, anche se ufficialmente me ne danno 2, una me l'hanno portata via, non so perché, però... Bravo! Bravo! Comunque sono stati anni bellissimi. Abbiamo vinto solo uno scudetto, abbiamo perso la finale Coppa dei Campioni, però purtroppo abbiamo incontrato la grande Ajax, che in casa loro, forse se in campo neutro potevamo dire la nostra. Era il miglior Ajax quello di Johan cosa fa Boninsegna oggi? Dunque, Boninsegna oggi lavora per l'Inter, faccio l'osservatore per l'Inter e ho un capo osservatore che mi manda in giro a vedere dei giocatori, mi dice chi devo andare a vedere, faccio la relazione, poi io la consegno e poi lui parla con Branca e quando il lavoro è quello, fai una relazione su un giocatore e poi la consegni. Logicamente questo lavoro lo fanno anche altri, Corso, Suarez, Bedin, e lo stesso giocatore lo andiamo a vedere più volte e ogni relazione poi è indipendente questo giudizio, poi sarà Branca e chi per esso a giudicare se questo giocatore è da Inter o meno. Anche perché tu puoi andare a vedere una partita in cui uno si esprime molto bene, può capitare invece che uno per mille motivi magari in una partita non riesca a fare delle cose importanti, insomma, ecco perché vengono mandate persone differenti e più volte a visionare. Ed è un lavoro che ti impegna praticamente, non dico mercoledì e fine settimana, ma insomma, valigia sempre pronta. Vediamo anche in Europa, Certo. quando Lanfranchi, che è il nostro capo osservatore, si dice di andare a vedere